Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del nostro telegiornale. Palermo, ancora colpi sparati contro la chiesa allo Zen, il secondo episodio in pochi giorni, il parroco dice potevano uccidere. La strage di Monreale, intercettazioni e chat al centro dell'inchiesta, i genitori temevano controlli e invitavano a nascondere la verità. Nei messaggi il presagio della tragedia, questi girano armati, a sparare ci mettono 2 secondi. Etna, il flusso lavico avanza lentamente, per i comuni non ci sono pericoli, chiusa la strada per Milo, il capo della protezione civile regionale, il solo rischio è per la presenza di troppi escursionisti. Il 2026 iniziato con una raffica di rincari, autostrade siciliane più care, nonostante voragini, cantieri e disagi. Costerà di più viaggiare, spedire pacchi e fumare, in rialzo i listini del carburante. Da oggi al via i saldi invernali, sconti su abbigliamento, calzature e accessori, un appuntamento atteso dai consumatori e dai commercianti che sperano di rilanciare le vendite dopo mesi difficili. Calcio, il Catania riparte con Bruzzaniti pronto per essere inserito nella lista dei convocati di Mimo Toscano. Domenica la trasferta a Foggia, partita in chiaro su Telecolor. Serie C, momento complicato per Siracusa e Trapani con diversi problemi extracampo. Domani entrambe in casa affrontano Salernitana e Casarano. Apriamo subito con una notizia giunta da poco. 2 uomini di 68 anni di Carini, in provincia di Palermo, sono stati trovati morti in casa in una abitazione in via Gargagliano nel pomeriggio di ieri. I 2 sono amici, uno è stato trovato disteso nel soggiorno, l'altro nel letto. A scoprirli i vigili del fuoco, che sono stati chiamati dai parenti e dai vicini che non avevano notizie da giorni. Non sono state rese note le cause della morte, per la quale si ipotizza anche la morte naturale. Sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e il medico legale. Andiamo allo Zen. Ieri sono stati esplosi ancora colpi d'arma da fuoco contro la chiesa, il secondo episodio nel giro di qualche giorno. Sentiamo. Nuova intimidazione ai danni della parrocchia dello Zen di Palermo. Il sacerdote, padre Giovanni Giannalia, questa mattina ha scoperto dei grossi buchi alle pareti nell'androne del teatro della chiesa, dove spesso vengono ospitati incontri e riunioni. I poliziotti della scientifica e del commissariato San Lorenzo hanno eseguito i rilievi per capire da quale tipo di arma da fuoco siano stati sparati i colpi. A fine dicembre un grosso petardo era stato fatto esplodere contro l'ingresso secondario dell'edificio di culto in via Fausto Coppi, preso di mira anche con un fucile a pallettoni. Questa volta i proiettili sono arrivati dentro l'edificio, conficcandosi nel muro e danneggiando il quadro elettrico. Nel portone, che era stato già oggetto dell'esplosione dei colpi dell'altra volta, hanno sparato di nuovo, stavolta con un'arma più potente, hanno forato il portone e colpito anche il muro, fatto saltare il quadro elettrico. Un'escalation di violenza allo Zen, probabilmente i colpi sono stati esplosi la notte di Capodanno. L'arma più potente sicuramente, sì. E il colpo è entrato anche dentro stavolta? Sì, è entrato dentro e ha fatto danno pure dentro. Sicuramente però diciamo, non è che siamo proprio, come dire, del tutto riconducibili un po' a quello che sta succedendo. Di fronte a questo nuovo indegno attacco che colpisce e danneggia addirittura l'aula nella quale si celebra la liturgia, alziamo la voce con forza nei confronti di chi crede di intimidire e di far indietreggiare l'annuncio coraggioso del Vangelo e l'impegno di riscatto sociale e culturale del quartiere, ha affermato l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, che poi ha aggiunto: chi usa violenza non è un uomo, è un bruto, è un mostro. E intanto si arricchisce di nuovi dettagli la tragica ricostruzione della strage di Monreale dello scorso mese di aprile. La procura ha chiuso le indagini e si prepara al processo nei confronti di 4 giovani, 3 in carcere, sono accusati della strage, un quarto a piede libero è accusato di rissa. Maglio Viola.
Rischiano l'ergastolo i 3 giovani dello Zen accusati di essere stati gli autori della strage di Monreale del 27 aprile dello scorso anno, costata la vita a Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli. In quella sparatoria rimasero feriti anche Nicolò Cangemi e Gabriele Badagliacca. La procura di Palermo ha notificato infatti gli avvisi di conclusione delle indagini e si prepara a chiedere il rinvio a giudizio dei 3 imputati, tutti attualmente in carcere, ovvero Salvatore Calvaruso, Samuel Acquisto e Mattias Conti, 3 giovanissimi di età compresa fra 18 e 20 anni, tutti del quartiere Zen di Palermo. Nel fascicolo delle ricostruzioni sono confluite una serie di intercettazioni e di messaggi ottenuti dai cellulari di vittime e assassini. I genitori di Samuel Acquisto, uno dei presunti assassini, temevano di essere intercettati durante i colloqui in carcere, un particolare che emerge dall'informativa dei carabinieri, tanto che la madre di Acquisto, parlando col marito e padre del ragazzo, lo informa che non porterà più l'altra figlia ai colloqui perché la ragazza fa troppe domande e qualcuno potrebbe anche sentire le risposte. La donna incita parallelamente il figlio a nascondere la verità il più possibile. Dalla ricostruzione emergono altri dettagli dai quali gli inquirenti hanno ricostruito anche un'antica rivalità fra 2 gruppi di giovani già incontratisi altre volte. 2 delle vittime, parlando fra loro prima della strage, i 2 cugini poi rimasti uccisi, Salvatore Turdo e Andrea Miceli, dicono chiaramente di sapere che i ragazzi dello Zen girano armati. Turdo racconta a Miceli di una lite avuta tempo prima con un ragazzo dello Zen e delle minacce successive e invita il cugino a evitare ulteriori scontri perché questi camminano con la pistola e a sparare ci stanno 2 secondi, dice. Un monito poi trasformatosi in triste realtà. Adesso i 3 giovanissimi dello Zen sono accusati di strage e di rissa aggravata. A sparare, secondo la procura, furono Salvatore Calvaruso e Mattias Conti, mentre Samuel Acquisto li incitava a colpire d'altezza d'uomo e sarebbe stato lui a organizzare la fuga dopo la sparatoria. Non c'è nessun pericolo imminente per i centri abitati, lo dice il direttore della Protezione Civile, Salvo Cocina, in merito all'attività eruttiva che sta interessando l'Etna in queste ore. Il fronte lavico è posizionato a quota 1420 metri, ma la colata è confinata all'interno della Valle del Bove. Sentiamo Orazio Longo. Allerta gialla di Protezione Civile sull'Etna, il campo lavico nella Valle del Bove è ancora alimentato e il fronte più avanzato ha raggiunto quota 1420 metri a est di Roccamusarra. L'estensione massima del campo lavico è di circa 2 km e 800 metri, con la lava che si trova a 5 km di distanza da Fornazzo. L'Istituto di Vulcanologia fa sapere che se il tasso effusivo nella bocca aperta sia a quota 2100 metri si mantiene costante, la colata rimarrà confinata all'interno della Valle del Bove, ma non c'è attualmente un pericolo imminente per i centri abitati. Sono colate scarsamente alimentate che quindi non ci devono preoccupare. Su questo punto l'INGV è stato oggi abbastanza preciso. L'evento precedente è stato analogo a questo nel 2022-2023 e si è fermato, ripeto, un po' vicino nell'area in cui siamo adesso. Per Cocina ci sono invece criticità potenziali legate all'afflusso di visitatori ed escursionisti non adeguatamente equipaggiati. Al momento è tutto sotto controllo, è una colata cosiddetta turistica, però può essere alto il rischio di piccoli incidenti, le temperature sono abbastanza basse e quindi un sistema di protezione civile già è in area allarme. Contestualmente prosegue una debole attività esplosiva al cratere Voragine. Il comune di Milo ha adottato un'ordinanza di regolamentazione e interdizione dell'accesso della strada di Pietracannone, diramazione della Mare Neve. Consentito solo con guide abilitate in gruppi massimi di 10 persone, con attrezzatura tecnica e sistemi di comunicazione radio. Divieto a partire dall'imbrunire. Operativo l'aeroporto di Fontanarossa, nonostante il colore arancione dell'allerta Vona per i voli. Da arresto cardiaco lungo il sentiero di Monte Gemellaro a Nicolosi sull'Etna che conduce all'omonimo rifugio. L'eliambulanza è subito partita dall'ospedale Cannizzaro di Catania con a bordo un medico anestesista rianimatore e un infermiere. Sul posto i sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, purtroppo senza esito. Al termine delle procedure sanitarie è stato constatato il decesso dell'uomo. Tenute le autorizzazioni di rito, la salma è stata trasportata a valle dal soccorso alpino e affidata alle onoranze funebri. Tutto più caro, cominciamo dall'autostrada, le autostrade siciliane, parliamo intanto della A18 e della A20, in quest'anno appunto saranno più care, ma è il paradosso che vi raccontiamo perché a costo superiore corrisponde la medesima difficoltà di percorribilità di queste strade anche a causa di vere e proprie voragini. Sentiamo.
Aumenta il pedaggio ed aumenta il pericolo sulla 18 Messina-Catania e sulla 20 Messina-Palermo, gestite dal consorzio Autostrade Siciliane e sempre più disastrate. Nonostante gli interventi, i cantieri continui e i disagi per gli automobilisti, i principali assi viari dell'isola rappresentano una costante minaccia per chi, per vacanza o per necessità, è costretto a percorrerle. Di sicuro chi si trova alla guida non si annoia, tanti sono gli ostacoli che dovrà evitare, soprattutto per non finire in buca. In queste immagini le ignobili condizioni della 18 nel tratto Giarre-Acireale direzione di Marcia Catania, con voragini ed avvallamenti sulla sede stradale a volte impossibili anche a scansarli o comunque invisibili di sera o nelle giornate di pioggia. Il manto stradale che non è drenante, recentemente fatto, è costato 20 milioni, presenta sempre buche e una pericolosità quando piove perché diventa tutto un acquidrinio, non è drenante e quindi giace l'acqua sull'asfalto creando notevoli problemi a chi la percorre. C'era proprio una pianta. Pericoloso, veramente. Altro che babandata, sempre formaggio elementare, formaggio svizzero. Orrenda, pessima veramente. E c'è chi suggerisce al governo un altro bonus. Bonus gommista, ammortizzatori, braccetti, quindi aspetteremo. Insorge il Codacons che non contesta l'adeguamento tariffario pari all'1,5%, ma le condizioni infrastrutturali della 18 e della 20. Secondo l'associazione di categoria, restringimenti di carreggiata, limiti di velocità ricorrenti e tratti privi di corsia di emergenza risultano incompatibili con gli standard di una rete autostradale a pagamento. In questo quadro, ribadisce il Codacons, parlare di aumenti appare paradossale e quindi fuori luogo. E di aumenti continuiamo a parlare, ma in altri settori come viaggiare, soggiornare, anche fumare, rinviate al 2027 sugar e plastic tax. Ancora Tonino De Mana. Anno nuovo, nuova stangata. Inizia nel peggiore dei modi il 2026 con una raffica di rincari introdotti nella nuova legge di bilancio. Si aggiornano al rialzo i listini dei carburanti. È scattato anche il riallineamento delle accise sul gasolio. Questo comporta un aumento del prezzo del diesel di circa 4 centesimi al litro più IVA. Questo diciamo per gli automobilisti, soprattutto perché macchine a gasolio, comporterà un aumento di circa 60 euro all'anno del costo del carburante. Sarà più costoso viaggiare, soggiornare, fumare, persino spedire pacchi con un contributo di 2 euro sulle spedizioni sotto i 150 euro in arrivo da paesi extra UE. Umore nero per tutti. E il caro benzina ci ammazza un po'. Nuovo anno, nuovo rincaro, diciamo che va tutto male. Ogni anno è così, con qualunque governo prima promettono, quando sono all'opposizione promettono, appena arrivano al governo aumentano, no? Per voi fumatori sono dolori perché aumentano anche le sigarette. Certo, per uno che fuma 2-3 pacchi di sigarette al giorno hanno un costo non indifferente. Rinviate, per fortuna aggiungiamo noi, al gennaio 2027 sugar e plastic tax. E adesso ci fermiamo, ma subito dopo parleremo dei saldi che partono oggi in Sicilia. Tra poco. E siamo tornati in studio, oggi al via i saldi invernali. In Sicilia i commercianti invitano a ritornare all'acquisto nei negozi ed evitare l'online. I consumatori sono sempre più consapevoli, non perdono di vista il portafoglio. Veronica Barbarino. Le vetrine sono già tappezzate di sconti fino al 50% e oltre. Partono i saldi invernali su abbigliamento, calzature e accessori. Un appuntamento atteso dai consumatori alle prese con il carovita e dai commercianti che sperano di rilanciare le vendite dopo mesi difficili. Non c'è più una volta le attese davanti alle vetrine, però comunque in ogni caso ci aspettiamo un bel momento, un bel periodo. I saldi dureranno diverse settimane e anche quest'anno si giocheranno tra negozi fisici e e-commerce. Partono ufficialmente i saldi, quindi un motivo in più per fare uno shopping intelligente, per favorire i negozi della propria città. Secondo le associazioni di categoria, la spesa media per famiglia si aggirerà intorno ai 200 euro. Stiamo iniziando a fare una ricognizione per vedere cosa ci converrebbe prendere. Spero di trovare però
più sconti di quanti erano prima. La Confcommercio conferma che più della metà dei consumatori acquisterà nei negozi di prossimità, confermando come l'esperienza diretta sia fondamentale. I consumatori oggi sono più attenti e puntano sulla qualità, approfittando delle offerte per acquisti più importanti. Invitiamo però a verificare sempre la correttezza delle promozioni e la trasparenza dei prezzi, ricordando che deve essere indicato il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. È sempre consigliabile inoltre conservare lo scontrino e ricordarsi che il cambio della merce resta a discrezione del negoziante, mentre il difetto va sempre segnalato. Al Parco Archeologico di Segesta il presepe medievale illumina il Tempio dorico e apre il sito anche fuori orario, tra musica, rappresentazioni dal vivo e iniziative per i bambini. Davide Sardo. Un manto azzurro che avvolge il bambinello, lo sguardo vigile e tenero di San Giuseppe e tutto intorno un gioco di luci che fa riemergere la maestosità del Tempio dorico. Il presepe medievale al Parco Archeologico di Segesta è molto più di una visita. È un'esperienza che emoziona, capace di unire tradizione e classicità in un messaggio universale di pace, bellezza e condivisione. Un'occasione unica anche per vivere il Tempio fuori dai consueti orari di apertura. L'iniziativa è organizzata da Coop Culture per il Parco di Segesta con scene e rappresentazioni dal vivo curate dal gruppo medievale Monte San Giuliano di Erice, accompagnate dalle zampogne di Gabriele Filì. Il percorso si conclude con una degustazione di prodotti tipici e il Natale qui parla anche ai più piccoli. Nasce infatti Meravigliamoci con i più piccoli, il campus natalizio per bambini dai 6 agli 8 anni. Giochi, laboratori creativi, storie e fantasia tra templi, colori e meraviglia. A ogni bambino un passaporto speciale, quello della meraviglia. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e subito dopo il calcio. Siamo al calcio, il Catania ripartirà con Bruzzaniti in più, pronto per essere inserito nella lista dei convocati di Toscano in vista della trasferta di domenica a Foggia. L'ex del Pineto dovrebbe iniziare in panchina. Sentiamo Francesco Triolo. Partire col piede giusto è l'obiettivo del Catania, che questa mattina ha effettuato l'ultimo allenamento in città in vista della partenza per Foggia, prima partita e prima trasferta del 2026 per i rossazzurri, che in Puglia vogliono continuare da dove hanno lasciato. Una bella prestazione e la sostanza dei 3 punti dopo il successo casalingo contro l'Atalanta Under 23. In queste 2 settimane, mentre Toscano ha pensato al campo, la società ha lavorato sul mercato per mettere a disposizione del tecnico il primo rinforzo già dalla gara di domenica. La definizione dell'ingaggio di Giovanni Bruzzaniti dal Pineto è la prima operazione del mercato di gennaio e dovrebbe essere già inserito nella lista dei convocati per Foggia, salendo sull'aereo che porterà i rossazzurri in Puglia. Partenza in mattinata, anche per questo motivo non ci sarà la consueta conferenza stampa prepartita di Toscano. A proposito di lista dei convocati, sicuramente non ci sarà Lunetta, squalificato dal giudice sportivo per una partita, mentre tornerà Di Gennaro, che proprio nell'ultima gara contro l'Atalanta ha scontato il suo turno di stop. Toscano dovrà quindi cambiare qualcosa. Bruzzaniti dovrebbe partire dalla panchina, Jimenez e D'Ausilio dovrebbero giocare dietro la punta forte, mentre in mezzo Quaidi farà coppia con Di Tacchio. Il calcio d'inizio è fissato per le 12:30 allo Zaccheria ed è prevista la diretta in chiaro del match su Telecolor. Restiamo in Serie C, non è un momento semplice per le altre 2 squadre siciliane. Siracusa e Trapani devono infatti fare i conti con problemi extracampo, intanto domani affrontano entrambe in casa avversari tosti come Salernitana e Casarano, il servizio. 2 partite molto diverse tra loro, quelle di domani, ma che alla ripresa del torneo dopo la sosta natalizia per Siracusa e Trapani possono dare l'idea di quello che potrà essere il cammino futuro, a cominciare dal Siracusa che ospita la Salernitana, terza in classifica e con la voglia di partire col piede giusto per recuperare le distanze da Catania e Benevento. Il Siracusa, che troverà la squadra di Peppe Raffaele una squadra ed un ambiente intontiti dagli ultimi avvenimenti. Prima il deferimento per il mancato pagamento scorso 16 dicembre di stipendi, contributi INPS e IRPEF che porterà ad una penalizzazione probabilmente tra i 4 e i 6 punti. In più c'è poi il rischio di perdere altri pezzi pregiati. Turati contro Salernitana ad esempio non avrà
già Guadagni andato al Picerno, da decidere il futuro di Ba che non vuole più rimanere e la possibilità che la lista dei partenti sia lunga è davvero alta. Non è che il Trapani se la passi meglio, al provinciale arriverà il Casarano e sulla carta c'è la possibilità di accorciare sulla zona playoff, ma la situazione del club Granata così come di quello di basket non fa certo dormire sonni tranquilli. L'apertura del mercato è stato per il Trapani l'occasione per cedere, Carriero è andato alla Salernitana, Ciotti del Cosenza e Negro allo stesso Casarano avversario domani pomeriggio, tutti trasferimenti a titolo definitivo. Insomma, sembra una diaspora, quella iniziata sia a Trapani che a Siracusa. E a Trapani la situazione è complicata per la squadra di basket che milita in Serie A1. Gli Sharks, dopo il no alla richiesta di rinvio per numero ridotto di giocatori su cui poter contare, hanno comunicato ufficialmente che non si presenteranno a Bologna per la partita contro la Virtus. Prevista una sanzione che sarà di 50.000 euro e un punto di penalizzazione, ma dalla seconda partita in cui una squadra non si presenta c'è l'esclusione dal campionato. Proprio ieri i Granata hanno perso anche il Play Ford che si è accasato in Turchia, l'ennesima partenza di una stagione disastrata. Con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per l'attenzione, vi ricordo il nostro prossimo appuntamento con l'informazione alle 14. Vi lascio adesso alla rassegna stampa curata da Lorena Dolci.